L'economia circolare riguarda tutti, per prime le imprese. È il nuovo modello economico proposto dall'Unione Europea come futuro scenario di sviluppo sostenibile, non solo in campo ambientale, ma pure in quello economico e sociale. Grazie alla ricerca e alla innovazione tecnologica si punta all'uso ottimale delle risorse, alla riduzione massima degli scarti e a trasformare i rifiuti, senza accontentarsi di smaltirli, in nuova materia prima, creando anche nuovi posti di lavoro. Il progetto europeo si chiama CIRCE, acronimo di Circular Economy, unica multi-utility a partecipare, la Veneta Etra. Alcuni scarti di produzione che potrebbero avere apparentemente terminato il proprio ciclo di vita potrebbero essere invece rimessi in circolazione, quindi possono diventare una possibilità di recupero, di implementazione dell'economia. Ecco, noi come ETRA siamo molto impegnati, l'economia circolare è da tempo da noi una realtà. Le aziende ci credono, le aziende credono all'economia circolare anche perché la vedono come un motivo in più per investire e per modificare la propria produzione al passo con i tempi. Il progetto CIRCE ha avuto il pregio di evidenziare degli elementi concreti di imprese che riescono a fare profitto, benessere e sviluppo attraverso il green. Quindi questo è proprio un salto concettuale, non è più fare sviluppo economico in maniera compatibile con l'ambiente, ma è utilizzare lo sviluppo ambientale per fare economia. Anche ETRA ha pronto un suo progetto di economia circolare, quello di ricavare dalle circa 40.000 tonnellate di rifiuto umido raccolte nel suo bacino biometano da autotrazione per gli automezzi aziendali. I numeri sono notevoli. Otteniamo qualcosa come 2 milioni e mezzo, 3 milioni di metri cubi di biometano che trasformati appunto in questo biometano che è un biocarburante potranno far muovere delle autovetture, dei piccoli automezzi nell'ordine di 90-100 milioni di chilometri, cioè si trasformeranno in 100 milioni di chilometri percorsi come biocarburante, quindi è un risultato molto interessante.